Telespettatori di Antenna 3, buona serata e ben ritrovati con l'edizione di Treviso Belluno dei telegiornali di Antenna 3. Dopo la lunga edizione straordinaria di oggi pomeriggio continuiamo il nostro telegiornale con le notizie che ci arrivano dalla Marmolada, di questa sciagura che si è verificata alle 13:45 di oggi, quando dalla sommità del ghiacciaio si è distaccato un enorme serraco, un blocco di ghiaccio che ha travolto diversi escursionisti, aprendo peraltro un crepaccio nel quale sono precipitate altre persone. È stata travolta la via normale di risalita al ghiacciaio, quindi anche diciamo la passeggiata più semplice per la salita sulla sommità della Marmolada, che peraltro nella giornata di oggi, complici anche le elevate temperature, era molto frequentata da turisti ed escursionisti. Il bilancio è ancora provvisorio, ci sono almeno 6 vittime, 9 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali sono in gravissime condizioni e è ancora imprecisato il numero dei dispersi. Sono proprio in corso in questi minuti ancora le ricerche. Dovremmo avere ora in collegamento il presidente della regione Luca Zaia. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, allora ha qualche aggiornamento da fornirci circa questo dramma che ha colpito il bellunese ma sta sconvolgendo davvero l'Italia intera? Ma guardi, è un'autentica tragedia. Siamo davanti a dei numeri che purtroppo sappiamo già che non sono numeri definitivi, come ricordava lei, le 6 vittime. Ricordo che sono intervenuti un po' tutti, siamo intervenuti noi veneti, i vigili veneti come Soccorso Alpino, come SUEM e quindi come emergenza, urgenza, il 118 nostro, abbiamo messo a disposizione ospedali, il Trentino, anche perché il ghiacciaio si è staccato, questa parte diciamo il serracco si è staccato sotto Punta Rocca ed è scivolato per 2 chilometri, come diceva lei, nel versante trentino. Cioè la sede operativa oggi in questo momento è a Canazei. Ho già parlato peraltro con Fugatti, il mio collega Fugatti anche prima. Le dico che sono state fatti evacuare 18 persone. Si stanno controllando tutte le auto nei parcheggi, diciamo, alla base della Marmolada per capire quanti siano, quanti possibilmente potrebbero essere i dispersi, perché l'inquietudine è che noi non abbiamo contezza dei numeri. Il crepaccio che si è creato ci dice che se c'erano anche tante persone potrebbero essere finite nel crepaccio. Quindi oltre ai 6 morti posso dirle in questa fase che noi abbiamo 2 persone su una persona che entrambi prognosi riservata, un signore di 65 anni è tedesco, ricoverato, poi abbiamo un'altra signora di 60 anni probabilmente tedesca e entrambi sono in prognosi riservata, e poi abbiamo in cardiochirurgia a Treviso, diciamo è ricoverato adesso in terapia intensiva in condizioni disperate un signore intorno alla quarantina, ma è senza documenti e non sappiamo nulla di lui. Questo vi dà una dimensione del caos. Ho sentito anche il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, l'ingegner Curcio, già un paio di volte, e non escludo che domani mattina in mattinata qualche ora, se si riuscirà a organizzare, saremo su. Ecco, Presidente, abbiamo visto appunto c'è ancora naturalmente tutta la provvisorietà di quelli che sono i bilanci di questa tragedia davvero immane, la più grave nella storia della Marmolada. Abbiamo sentito nel corso della nostra edizione straordinaria le parole di chi la montagna la vive e non aveva mai visto una cosa del genere. Quel che è certo è che sicuramente questo è l'ennesimo allarme che si accende sui
cambiamenti climatici che stanno facendo sentire tutti i loro effetti in maniera drammatica, in particolare nella montagna veneta, da Vaia in poi, ora con la grandissima siccità che sta caratterizzando, no, tutto il nostro territorio, con le alluvioni, quindi sicuramente sono delle avvisaglie molto importanti quelle che ci stanno arrivando anche da tragedie come questa. Beh, decisamente sì, partiamo da un presupposto che al di là non serve essere degli esperti di ghiacciai, e noi ne abbiamo veramente di persone in gamba in Veneto, e non ultimi ovviamente i prof dell'Università di Padova, però basterebbe guardare le foto storiche del ghiacciaio per capire quanto si sia già ritirato il ghiacciaio da Marmolada. Diciamo anche che davanti a una tragedia come questa, quando si stacca un serracco e scende per 2 chilometri portando con sé mega massi, non detriti. I detriti ci sono, ma sono anche massi all'interno, neve, ghiaccio, ci dà anche una dimensione della pericolosità a questo punto di andare sulla Marmolada, questo lo dobbiamo dire, cioè in questa fase, con queste temperature, peraltro a Punta Rocca abbiamo toccato i 10 gradi centigradi, ci dà una dimensione anche del pericolo che c'è. Fra l'altro sappiamo con certezza che il livello, diciamo, del ghiacciaio di oggi è un livello che mediamente in questi ultimi anni dovremmo ritrovarci a settembre, cioè finita l'estate, passate le grandi calure, quindi se già all'inizio di luglio siamo a un livello di settembre, poi i risultati si vedono, nel senso che blocchi grandi come dei condomini di ghiaccio si staccano. Ovvio che il cambiamento climatico c'è, è in corso, è un cambiamento che lo stiamo vivendo ora dopo ora. Si immagini solo che abbiamo avuto un inverno abbastanza secco, è da 150 giorni più o meno che non piove in maniera seria, freddo ne abbiamo avuto poco, il combinato disposto di tutti questi fattori ci porta poi purtroppo ad avere la siccità e ad avere tragedie come questa. Ecco, intanto le salme delle vittime che sono state appunto recuperate sul ghiacciaio della Marmolada sono state trasportate a valle, sono state trasportate al Palazzo del Ghiaccio di Canazei. A Canazei sappiamo peraltro è stata allestita la base operativa dei soccorsi, il campo base appunto dei soccorsi in Val di Fassa, a pochi chilometri dal passo Fedaia, da dove parte appunto la funivia per salire sulla vetta della Marmolada. Al Palazzo del Ghiaccio è arrivato anche un team di psicologi per assistere i parenti delle vittime, anche se appunto, no, Presidente, come dicevamo, purtroppo non siamo nemmeno in grado di sapere chi siano le vittime e quante possano essere le persone tuttora disperse. Fanno davvero impressione le immagini che abbiamo visto poco fa di questa enorme massa di ghiaccio che precipita a valle, sfiorando degli escursionisti, chi ha girato il video e chi in quel momento si trovava a salire, ha visto questa massa impressionante di ghiaccio precipitare a valle. Presidente, ecco, adesso la nostra regia ci fa rivedere queste immagini. Vediamo appunto gli escursionisti che sono stati proprio sfiorati per pochi metri, insomma sono in salvo. Certo. Presidente, quindi che ripercussioni avrà anche quanto accaduto sul proseguo poi della stagione, perché ovviamente è appena cominciata la stagione estiva. Questi erano proprio tra i primi escursionisti che stavano frequentando le nostre montagne. Ma guardi, le nostre montagne non hanno problemi, il problema concreto è questo del ghiacciaio, e con un distacco di un serracco di questa dimensione, di questa entità, che non possiamo ritenere, da quello che si capisce, cosa ordinaria, ma è straordinaria, anzi più che straordinaria, mai visto nella storia, possiamo solo... Pronto? Sì, la stiamo sentendo. Pronto? Presidente, la sentiamo. Presidente Zaia, la sentiamo? Presidente, no, c'è qualche problema, deve essere caduta la linea. Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il Presidente della Regione, Luca Zaia. Nel frattempo
Sentiamo le parole del sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin, comune che si trova ai piedi della Marmolada, sindaco che peraltro con la sua attività professionale si trovava proprio quest'oggi in Marmolada. Sentiamo. Vivo la Marmolada da quando ero bambino e vi posso garantire che una cosa del genere non l'ho mai vista. Io ho visto purtoppo tante vittime scendere morti dal ghiacciaio per incidenti di di varia natura e di tutte le gravità, ma una cosa così forte non era neanche immaginabile. Il caldo è stato importante oggi, qui a 2000 metri c'erano 25 gradi e anche sopra credo che fossero davvero troppi per questo periodo, perché siamo ancora ai primi di luglio. Il ghiacciaio sta vivendo un momento molto drammatico. Se succedeva domani sarebbe stato molto meglio, perché il lunedì c'è molta meno gente. Purtroppo le cose succedono sempre nei momenti inaspettati e meno opportuni. Canazei ha emesso un'ordinanza di divieto di transito divieto di percorribilità del ghiacciaio, cosa che domani mattina farò anch'io per la parte di nostra competenza a Roccapietore. Ecco, allora queste avete sentito le parole del sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin. Ricordiamo appunto il crollo del ghiacciaio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi alle 13:45. Dalla sommità della Marmolada si è staccato un enorme seraco di ghiaccio che ha travolto gli escursionisti. Si è aperto un crepaccio molto profondo proprio in concomitanza della caduta del serraco, e all'interno del crepaccio sono precipitate anche alcune persone. Purtroppo il bilancio è ancora provvisorio, di sicuro sappiamo che ci sono state 6 vittime non ancora identificate, 9 feriti, dei quali 2 in condizioni gravissime, che sono stati trasportati agli ospedali di Treviso, di Belluno, di Trento e di Bolzano. A Canazei il campo base dei soccorsi e al Palazzo del Ghiaccio di Canazei sono state trasferite le salme delle persone decedute. Ancora incerto il numero dei dispersi, proprio perché l'avete sentito poco fa dalle parole del presidente della regione Luca Zaia, non si sa ancora con esattezza quante persone ci fossero in quel momento sulla via normale della Marmolada. La stiamo vedendo proprio ora nelle immagini, quel sentiero appunto che conduce alla sommità della Marmolada. Peraltro la via normale è anche quella diciamo più frequentata, perché meno difficile, quindi percorribile naturalmente con le dovute attrezzature, anche però da escursionisti non particolarmente esperti. Si stanno ora controllando tutte le auto parcheggiate per valutare appunto l'eventuale ulteriore presenza di persone che potrebbero essere state sepolte dal ghiaccio o essere cadute nel crepaccio. Dicevamo, un ferito è stato trasportato all'ospedale di Treviso, molto grave. Proprio dall'ospedale di Treviso abbiamo in collegamento Lucio Zanato. Buonasera Lucio. No, non abbiamo Lucio Zanato e quindi ricordiamo quelli che sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in questo momento da tutta Italia, naturalmente alla montagna veneta e trentina colpita da questa tragedia. Proprio di pochi istanti fa è il messaggio anche del Premier Draghi, che appunto esprime tutto il suo cordoglio alle vittime, alle persone che sono state colpite dalla tragedia. Siamo in grado ora di collegarci con Lucio Zanato davanti all'ospedale di Treviso?
No, non ancora. Allora, proseguiamo con il telegiornale, con le altre notizie. Torneremo naturalmente tra poco ad aggiornarvi su questo dramma che si è appunto verificato nel primo pomeriggio. La prima telefonata, lo dicevamo, è arrivata al suo 118 alle 13:45. Proseguiamo con la cronaca. Un momento, ecco, perché finalmente siamo riusciti a collegarci con Lucio Zanato dall'ospedale di Treviso. Lucio, buonasera. Buonasera dall'ospedale di Treviso. Come vedete noi stiamo cercando di capire chi è la persona ricoverata qui in terapia intensiva. Stavi dicendo esattamente, l'allarme è arrivato intorno alle 13, da qui è partito subito l'elicottero del SUEM che ha raggiunto la Malmolada e ha portato questo quarantenne qui in terapia intensiva. Al momento non si sa ancora la nazionalità, abbiamo cercato naturalmente attraverso le nostre fonti interne di capire, ma pare proprio, come ha confermato il presidente Zaia, che sia arrivato senza documenti e che quindi non si sappia, ovviamente in questo momento è intubato, quindi non si sappia se è di nazionalità italiana o straniera. Questo è quanto al momento riusciamo a dirvi qua dall'ospedale Cafoncello, dove comunque tutta l'equipe del pronto soccorso è pronta. Tra l'altro abbiamo visto già un paio di volte alzarsi l'elicottero del SUEM, dicevo, tutta l'equipe è pronta in caso di ulteriore supporto per quanto riguarda l'assistenza ai feriti sulla Malmolada. E al momento da Treviso è tutto, a te la linea. Zanato, abbiamo ripristinato anche il collegamento telefonico con il presidente della regione Luca Zaia. Presidente, buonasera nuovamente. Diceva Pronto? che... Sì, la sentiamo, io la sento. Mi sente, Presidente? Presidente Zaia? No. Pronto? Sì, noi la sentiamo bene, professore. No, niente, evidentemente c'è qualche problema sulla linea telefonica. Allora, continuiamo con le altre notizie di cronaca della giornata di oggi. Sono state rese note le generalità delle 2 vittime venete del terribile incidente che si è verificato in Istria. La coppia era diretta a Rovigno in moto per una vacanza. Le autorità croate hanno aperto un'inchiesta sul 58enne croato che ha provocato la tragedia con un sorpasso azzardato. Sono Lara Bisson, 39 anni, di Noventa Vicentina, e Michele Polesello, 46 anni, attualmente residente a Jesolo, ma fino a qualche anno fa residente ad Oderzo, le 2 vittime del terribile incidente in moto in Istria. A quasi 48 ore dal drammatico schianto sono state rese note le generalità delle 2 vittime venete. Polesello, che lavorava alla Arex di Mansuè, è morto sul colpo. Lara Bisson, laureata allo UAV di Venezia di interior designer a Torri di Quartesolo, è deceduta all'ospedale. L'incidente si è verificato venerdì nell'area centrale dell'Istria tra Pisino e Bonpaderno in Croazia. La coppia, diretta a Rovigno per un periodo di vacanza, procedeva in sella ad una moto, una BMW, quando improvvisamente lungo la statale il furgone, condotto da un cittadino croato di 58 anni, poi denunciato a piede libero, li avrebbe travolti durante una manovra di sorpasso in un tratto in cui non era consentito. L'impatto è stato violentissimo. Michele Polesello è morto praticamente sul colpo. Lara Bisson, trasportata all'ospedale di Pola in condizioni disperate, si è spenta poche ore dopo il ricovero. La magistratura croata ha disposto le autopsie. Solo dopo gli esami arriverà il nulla osta per il rientro in Italia delle salme. E dalle 8:30 di questa mattina i pompieri sono intervenuti lungo la provinciale 26 in località Fietta a Possagno per il rovesciamento di un auto articolato carico di carne, illeso l'autista. I pompieri, accorsi da Motta di Livenza e Treviso anche con l'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l'autista è stato soccorso sul posto dal personale sanitario. Sono ora in corso le operazioni di recupero del carico e allo stesso tempo
dell'auto articolato. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico. Le operazioni di recupero dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione. Un altro grave incidente si è verificato oggi nel primo pomeriggio alle 14:45 a Saletto di Breda di Piave in via Casonisi. Gravissimo incidente, fuoriuscita autonoma di un motociclista alla guida di una Vespa 50. Si tratta di un uomo di 40 anni italiano che ha riportato gravi ferite, subito soccorso dai sanitari del 118, è stato intubato sul posto e trasportato all'ospedale con l'elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Maserada per i rilievi di legge. La scorsa notte c'è stato anche un incendio doloso poco dopo l'1:20 a San Zenone degli Ezelini, nell'area dell'Osi San Daniele. Ignoti hanno dato alle fiamme una Fiat 500 che risulta essere stata rubata fuori provincia. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona intervenuti sul posto i carabinieri di Castelfranco e i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Sono naturalmente in corso indagini per chiarire i motivi che hanno spinto i malviventi a liberarsi in questo modo del veicolo. Non è escluso che sia stato utilizzato per mettere a segno gesti di natura criminale. Ed ora il Covid, crescono contagi e ricoveri anche in provincia di Treviso. Il punto con il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca, Francesco Benazzi. Covid monta l'ondata estiva di contagi trascinati dalla variante Omicron 5. Anche oggi in Veneto altri 6.500 positivi, Treviso con 1.351 nuovi contagiati è la provincia più colpita. Nessuno di noi poteva pensare di arrivare a questi livelli. Oggi noi siamo a 810 casi positivi su 100.000 e abbiamo 3 persone in terapia intensiva a Treviso e in certi comuni abbiamo superato anche i 1.000 casi su 100.000 abitanti, cosa che vedevamo solo nel momento di massima difficoltà qualche mese fa. E cresce anche la pressione sugli ospedali. Abbiamo riaperto ormai oltre 100 posti letto, siamo a 60 su Treviso. Le dico, ieri sera per esempio sono entrati 8 positivi di malattie infettive, ieri sera. Quindi abbiamo una 60 su Treviso, 40-50 su Covid Hospital di Vittorio Veneto e una 20 su Montebelluna. Però speriamo che non ci sia un'ulteriore crescita e che i ricoveri restino più o meno stabili. Forte pressione anche sul personale, per il quale alla cronica carenza si somma l'assenza di 150 tra medici, infermieri e OS a casa in quanto positivi. Di qui la raccomandazione del direttore dell'ULSS. Negli ambienti affollati, anche se sono aperto, è un mio chiodo comunque, mi viene in mente il concerto di Giovanotti di ieri, ma altre cose che ho visto in TV. L'importante è che le persone, anche in ambienti di questo tipo, aperti, portino le mascherine. Dall'altra parte le mascherine vanno portate nei ambienti chiusi. Oppure bisogna, visto che siamo in estate, ogni ora arieggiare molto. E poi l'appello a proteggere le persone fragili e anziane che potrebbero patire gravi conseguenze dal contagio. Se volete bene i vostri nonni e i vostri genitori e avete a cura ovviamente la loro salute e volete evitare che prendano il Covid, che potrebbe essere l'innesco poi per stare male, stare peggio, ecco, credetemi, usate l'FFP2. Credo che questo sia il vero messaggio da mandare. Parliamo ora di turismo, perché nonostante il caldo torrido di questa domenica è boom di turisti nella Marca. Soddisfatti albergatori e guide turistiche che tornano a lavorare dopo 2 anni e mezzo di stop. Torino. Reggio Calabria. Che impressione vi ha fatto Treviso? Bella, molto carina. Italiani e stranieri, nonostante il caldo torrido, a Treviso sono tornati i turisti ed in questo inizio estate è la Marca tutta a registrare un buon afflusso di visitatori. Soddisfazione degli albergatori per i dati di giugno che hanno visto buoni tassi di occupazione delle strutture, dalle colline del Prosecco all'area sud della provincia trainata dalla ripresa del turismo a Venezia. Siamo di passaggio, però ci piaceva l'idea di dare un'occhiata, avevamo sentito dire che
Treviso molto carina, in effetti fino adesso ci sta piacendo. Io ero già stato qua tempo fa, ma mi piace, molto tranquilla, molto ben tenuta, ben organizzata, quello che mi aspettavo dai veneti, insomma. Molti arrivano a Treviso di passaggio, magari come tappa intermedia di un viaggio più lungo, ma poi ci si ferma affascinati da una città d'arte ancora a misura d'uomo, lontana dal turismo di massa. Molto bello, abbiamo fatto un paio di vie. Ecco, evidentemente c'è stato qualche problema in questo servizio, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Valdobbiadene. Valdobbiadene in festa quest'oggi per i 100 anni della sezione degli Alpini, fondata nel 1922. Da qui il presidente nazionale Favero è tornato sui fatti di Rimini, ribadendo di voler sapere fino in fondo la verità. Noi vogliamo chiarezza. Se qualcuno ha sbagliato deve pagare, ma se c'è qualcosa di diverso, allora questo deve uscire e deve venire fuori, perché non è ammissibile che per l'errore eventuale di qualcuno un'intera associazione come la nostra, che è meritoria, possa essere coinvolta in questo modo. È inaccettabile. Da Valdobbiadene per il centenario della sezione degli Alpini e quando manca solo una settimana alla Dunata Triveneta di Asiago, il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, torna sulle accuse di molestie rivolte agli alpini durante la Dunata di Rimini e ribadisce che è interesse anche delle penne nere comprendere fino in fondo cosa sia davvero successo. Lo dobbiamo agli alpini, alla nostra storia, fare chiarezza. Noi vogliamo chiarezza. Dal palco lo ha scandito con forza. Oggi più che mai orgogliosi, fieri di quello che siamo. Un patrimonio centenario, quello di Valdobbiadene, celebrato con una lunga carrellata di eventi sfociati nella giornata di oggi, con lo scoprimento di una stele e lo sfilamento fino in piazza Marconi, salutato con il consueto affetto dalla gente. È una giornata importante che stiamo aspettando da parecchio tempo e ci siamo organizzati per poterla preparare e renderla al meglio. Diciamo un 500-600 presenze di alpini, sicuramente ho visto una bella presenza di altre di sezioni venute da fuori, che in pratica fa veramente piacere che si siano così aggiunti a noi per questo importante anniversario. Ci sarà la Triveneta domenica ad Asiago? Sì, ci stiamo organizzando perché, come dicevo, gli alpini sono sempre molto attivi in questo. Sicuramente Valdobbiadene sarà presente la Triveneta. Sarà anche questo un momento di incontro, un momento come sempre per ribadire con forza quello che noi siamo. Siamo gli uomini, come è stato bene detto oggi, del fare, gli uomini che sono pronti a dare, e noi questo vogliamo essere anche in futuro e vorremmo trasmetterlo ai giovani, alle giovani generazioni. Ecco, si avvicina la Dunata Triveneta degli Alpini che si svolgerà ad Asiago dall'8 al 10 di luglio, ma già da questa sera parleremo di alpini e di altopiano con una serie di pillole, racconti per immagini, il rapporto tra le penne nere e questo meraviglioso territorio su Antenna 3. Aspettando gli Alpini andrà in onda questa sera alle 20:15 e poi da domani ogni giorno alle 14:35, alle 20:15 e alle 23:35. Naturalmente poi come sempre seguiremo in diretta la Dunata domenica prossima. Prima di salutarci vi forniamo un ultimo aggiornamento sulla sciagura che si è verificata quest'oggi in Marmolada. Ci chiede la linea Lucio Zanato dall'ospedale Cafoncello di Treviso. A te Lucio. Sì Marta, solo per aggiornarvi, dalle fonti interne del Cafoncello possiamo dire che il ricoverato è italiano, quarantenne italiano, caucasico. Questo non si sa ancora, diciamo così, la generalità, però è italiano, come pare proprio siano italiani invece i 2 ricoverati a Belluno. Queste sono le ultime notizie qui dall'ospedale Cafoncello, ovviamente ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni del telegiornale. A te Marta.
Lucio Zanato, abbiamo ancora un altro messaggio di cordoglio, è quello che arriva dal segretario regionale del PD Andrea Martella. Seguiamo con sgomento l'evolversi della situazione dopo il crollo del serraco avvenuto oggi sulla Marmolada. Esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime, restiamo vicini alle comunità colpite e manifestiamo il nostro sostegno e plauso ai soccorritori, così il segretario regionale del PD Andrea Martella. Abbiamo anche un ultimo comunicato del soccorso alpino. Allora è confermato al momento il bilancio delle vittime, bilancio provvisorio 6 vittime, anche se purtroppo appunto abbiamo detto è ancora in corso di verifica il numero dei dispersi. 6 vittime per il distacco del serraco dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada sotto Punta Rocca. Vi proponiamo ancora le immagini davvero impressionanti di questa valanga di neve, ghiaccio e roccia che nel suo passaggio di circa 2 chilometri lungo il versante trentino ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano appunto delle comitive di escursionisti in cordata. L'allarme al numero unico per le emergenze 112 è arrivato intorno alle 13:45, i soccorsi sono partiti immediatamente, sono stati impiegati 6 elicotteri, personale del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza provenienti dalle province di Trento, Bolzano, Belluno e Venezia, oltre che abbiamo detto con il coinvolgimento del SUEM di Treviso. Le operazioni sono coordinate presso la caserma dei vigili del fuoco di Canazei e proprio al Palazzo del Ghiaccio di Canazei sono state portate le salme delle 6 vittime. Naturalmente vi aggiorneremo sul bilancio di questa tragedia che si è verificata appunto nel primo pomeriggio di oggi sulla Marmolada nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per averci seguito in questa edizione del TG nella nostra lunga diretta pomeridiana. Grazie per l'attenzione, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sempre più potente, caldo e afa in intensificazione, ma quando finirà? Beh, in base alle ultime proiezioni è possibile che termini progressivamente nella parte centrale della settimana e vedremo se sarà confermato. Intanto il dettaglio. Sul Veneto lunedì 4 luglio permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti, nel corso della giornata sarà possibile lo sviluppo di nubi che potranno poi associarsi a locali rovesci e temporali. Temperature in ulteriore aumento, minime tra 15 e 24 gradi, massime con punte di 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno o al massimo poco nuvoloso per qualche velatura. Sui rilievi occasionali acquazzoni pomeridiani. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime intorno ai 33-36 gradi. Infine diamo uno sguardo, come di consueto, al Trentino Alto Adige, dove avremo sole pieno e qualche rovescio nel pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime infine sui 35-36 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.